Eder. Mech. Pallister. Giacomo Molinari, il tecnico dell'autopsia di Liliana Resinovic, l'uomo che si è autoaccusato della frattura T2 e ora rischia di diventare un caso nel caso. La figura di Giacomo Molinari, preparatore anatomico triestino, è diventata uno dei punti più delicati e controversi del caso Liliana Resinovic. Per mesi il suo nome è rimasto quasi invisibile, confinato nelle carte come quello di un semplice ausiliario di sala settoria chiamato a dare supporto tecnico ai medici legali. Oggi invece è finito al centro di una querela per falso, indicato nelle cronache come possibile indagato e chiamato a rispondere di un dettaglio cruciale: la frattura della vertebra toracica T2 di Liliana, quella che per alcuni è una lesione perimortale e per lui sarebbe stata causata durante le manovre autoptiche. Tutto parte dalla nomina formale della procura. Nel decreto che conferisce l'incarico di consulenti tecnici al dottor Fulvio Costantinides, medico legale dell'Università di Trieste, e al dottor Fabio Cavalli, in servizio al SCIT dell'Ospedale Maggiore di Trieste, il pubblico ministero autorizza il trasporto del cadavere dall'obitorio di via Costalunga all'Ospedale Maggiore e ritorno e permette ai consulenti di avvalersi del preparatore anatomico Giacomo Molinari e della TSRM Martina Canobel, nominati contestualmente ausiliari tecnici di polizia giudiziaria. Lo stesso atto concede ai consulenti la facoltà di visionare il fascicolo delle indagini preliminari, acquisire copia di ogni documento clinico ovunque esistente, servirsi di collaboratori e del proprio mezzo di trasporto. In questo modo Molinari entra ufficialmente nella vicenda Resinovic come tecnico che lavora per la procura all'interno della struttura pubblica, senza alcun ruolo di parte. L'8 gennaio 2022 sul corpo di Liliana viene eseguita una TAC, 3 giorni dopo il ritrovamento del cadavere. L'11 gennaio all'Ospedale Maggiore si svolge l'autopsia diretta dal dottor Costantinides con il dottor Cavalli e il preparatore anatomico Giacomo Molinari in sala. Il compito di Molinari è quello tipico del preparatore: predisporre il corpo, effettuare tagli e manovre materiali seguendo le indicazioni del medico legale, gestire la parte pratica di un esame che sul piano scientifico e giuridico resta in capo ai consulenti nominati dalla procura. In quel momento non si rilevano particolarità sul suo operato, il suo nome è annotato nel verbale come quello di un ausiliario tecnico e la frattura T2 non è ancora al centro del dibattito. La vertebra toracica T2 diventa una sorta di bomba giudiziaria in un secondo momento, quando la procura affida un approfondimento al gruppo coordinato dall'antropologa forense Cristina Cattaneo, che segnala la presenza di una frattura vertebrale. A quel punto si apre la questione se si tratti di una lesione preesistente, perimortale oppure iatrogena. Proprio su questo terreno, a distanza di quasi 3 anni, rientra in scena Giacomo Molinari. Il preparatore decide infatti di presentarsi in procura e deposita una memoria in cui sostiene che la frattura della vertebra T2 potrebbe essere stata causata da lui durante le manovre preparatorie dell'autopsia dell'11 gennaio. Racconta di aver avvertito un rumore secco mentre manipolava il torace e di aver pensato che quel suono potesse corrispondere alla rottura di una vertebra. Secondo la sua ricostruzione, solo in seguito, leggendo sui giornali che la frattura veniva interpretata come possibile segno di violenza, avrebbe deciso di parlare per senso di responsabilità. Sostiene di aver sempre svolto il proprio lavoro correttamente, di non aver commesso errori e che lesioni di questo tipo possono verificarsi durante le procedure autoptiche, soprattutto su corpi già fragili. Si definisce un tecnico che non cerca notorietà e ribadisce di essersi mosso spinto unicamente dall'esigenza di chiarire un possibile equivoco agli inquirenti. Questa autoaccusa però viene respinta in blocco dai consulenti della famiglia Resinovic. I professori Vittorio Fineschi e Stefano Derrico ricostruiscono la sequenza degli accertamenti e ricordano che la frattura T2 risulta già visibile nella TAC eseguita l'8 gennaio, cioè 3 giorni prima che Molinari entri in sala autoptica. Se la lesione è documentata in quell'esame radiologico, argomentano, non può essere stata provocata dalle manovre del preparatore anatomico. In questa prospettiva la frattura assume un significato completamente diverso. Non è un danno iatrogeno, ma una possibile lesione perimortale, compatibile con un evento traumatico che ha interessato Liliana prima o al momento della morte.
Fineschi, in interviste riprese da diverse testate, definisce la versione di Molinari grottesca e scientificamente insostenibile. Sottolinea che non è credibile l'idea di una vertebra che si rompe in sala con un semplice colpo di mano e che un preparatore, a distanza di anni, si presenti dicendo di aver sentito uno schiocco senza sapere che la frattura era già documentata nella TAC precedente. Per la famiglia Resinovic quell'uscita pubblica non è un dettaglio, ma un problema serio. Il fratello di Liliana, Sergio Resinovic, assistito dall'avvocato Nicodemo Gentile, deposita una querela per falso nei confronti di Giacomo Molinari. Nella denuncia si contesta il carattere tardivo e contraddittorio delle sue dichiarazioni e si chiede alla procura di verificare se dietro quelle parole ci sia un tentativo di depistaggio. Secondo i querelanti, l'autoaccusa del tecnico rischia di alterare la lettura dei dati medico-legali, spostando l'attenzione da una lesione perimortale a un presunto incidente avvenuto in autopsia. Nella querela si chiede esplicitamente di accertare se Molinari stia aiutando o coprendo qualcuno e di valutare anche il suo comportamento pubblico, compresi alcuni contenuti social in cui avrebbe mostrato coltelli, strumenti autoptici e ambienti di lavoro normalmente non accessibili, trasformando un contesto che dovrebbe restare riservato in una sorta di palcoscenico. Sergio Resinovic chiede inoltre un'ispezione ministeriale nel reparto in cui il preparatore anatomico lavora per verificare metodi e standard operativi. Nel frattempo arriva anche la presa di posizione del GIP. Nell'ordinanza con cui viene disposto l'incidente probatorio su coltelli, abiti, cordini e altri reperti, la giudice Flavia Mangiante stabilisce che la frattura T2 è già visibile nella TAC dell'8 gennaio e quindi non può essere stata causata durante le manovre eseguite da Molinari l'11 gennaio. La lesione viene quindi collocata cronologicamente prima dell'autopsia e l'ipotesi che sia stata provocata dal tecnico viene di fatto esclusa sul piano giudiziario. Questa conclusione rafforza la lettura per cui la vertebra rotta è un possibile segno di violenza subita da Liliana e non una conseguenza dell'esame medico-legale. Il paradosso è che proprio nel momento in cui la giustizia esclude la responsabilità tecnica di Molinari nella frattura, la sua posizione personale si complica. La querela presentata dalla famiglia Resinovic lo mette infatti al centro di un possibile nuovo fascicolo. Diverse testate iniziano a parlare di indagini a suo carico, nate proprio da quell'atto di denuncia, con l'obiettivo di verificare la natura e l'affidabilità delle sue dichiarazioni. Di fronte a questo salto di livello mediatico e giudiziario, Giacomo Molinari prende la parola ancora una volta. Nelle interviste ribadisce di aver lavorato come collaboratore di Fulvio Costantinides per conto della procura, precisa di non sentirsi colpevole di alcun errore e insiste sul fatto di essersi fatto avanti solo per onestà. Aggiunge di avere ancora cose da dire sulla vicenda della frattura T2, ma chiarisce che le riferirà in modo completo esclusivamente al pubblico ministero, non nei talk show. Allo stesso tempo, quando viene interpellato sulla notizia di una sua possibile iscrizione nel registro degli indagati, afferma di non aver ricevuto alcun avviso di garanzia e di aver saputo di queste voci soltanto dai giornali, dichiarandosi sorpreso da questa evoluzione. Il risultato è un quadro doppiamente ambiguo. Da un lato, la TAC e l'ordinanza del GIP spostano la frattura T2 fuori dalla responsabilità tecnica di Molinari, riconoscendo che la vertebra era già rotta prima del suo intervento. Dall'altro lato, proprio quella autoaccusa tardiva lo espone al sospetto di aver reso dichiarazioni non veritiere o fuorvianti. Le interpretazioni possibili sono due. La prima è che il preparatore abbia commesso un errore di valutazione in buona fede, convinto di aver provocato lui quel danno senza sapere che la lesione era già stata documentata. La seconda, sostenuta dalla famiglia Resinovic e dai loro consulenti, è che la sua versione costituisca un tentativo di spostare l'attenzione dall'ipotesi di una morte violenta a quella di un incidente in autopsia, con effetti potenzialmente dirompenti sull'indagine. Quale di queste letture sia corretta lo diranno gli sviluppi della procura. Per ora resta un dato. Il preparatore anatomico, che doveva essere solo un ausiliario tecnico in una sala settoria, è diventato un protagonista involontario di uno dei punti chiave del caso Liliana Resinovic. La credibilità del suo racconto e la coerenza tra ciò che è scritto negli atti, ciò che dimostrano le immagini radiologiche
e ciò che lui sostiene di aver fatto in quella stanza fredda dell'ospedale maggiore sono destinate a pesare ancora a lungo sul destino del procedimento e sull'interpretazione definitiva della morte di Liliana. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.